Tutti, buonasera dall'ippodromo Savio di Cesena, serata dedicata al Gran Premio Città di Cesena, valida come sesta corsa del programma. Si attacca con un doppio chilometro riservato a puledri di 2 anni, di cui 4 al debutto. I favori del pronostico premiano Good Lover, numero 3 Roberto Vecchione in sediolo, simpatie anche per Goldwing Femar, entrambi appunto al debutto. In partenza proprio Good Lover, però si getta di galoppo, era il più veloce ma si è gettato in breve di galoppo. Numero 3 Good Lover squalificato. GPD che va in testa mentre finisce squalificato Good Lover. Seconda posizione per Golden Dark, in terza c'è Goldwing Femar, se ne vanno i 200 in 16 e 1 con al comando GPD, che ha preso una ventina di metri di margine su Golden Dark, che è seguito da Goldwing Femar. Poi in quarta posizione c'è Jackie Dipa, mentre lontano anche Jimmy Xin, che ha avuto un'incertezza in avvio, e GPD continua a guidare nettamente anche dopo 600 metri che se ne vanno in 40. Non è scattato il cronometro, 47 e 2 secondo il mio cronometro. E vediamo il completamento degli 800 con Golden Dark che si riavvicina ora. Uno 3,5 il passaggio agli 800 per GPD, che ora è in schiena però Golden Dark, poi Goldwing Femar, se n'è andato anche un chilometro iniziale nell'ordine dell'1,19,5 davanti alle tribune per il secondo passaggio. Sempre GPD che conduce, ora sposta al suo esterno Golden Dark e lo segue direttamente Goldwing Femar, poi Jackie Dipa che va invece all'interno. Cavalli a poco più di 600 dalla conclusione, con leader sempre GPD, all'esterno si impegna Golden Dark, ora accelera la battistrada GPD sotto la spinta di Golden Dark, i due prendono un po' di margine a Goldwing Femar. Si arriva al paletto dei 400 conclusivi con GPD che tiene a distanza sempre Golden Dark, mentre ha sbagliato Goldwing Femar. Numero I primi 1 due si Goldwing staccano Femar, avanti a Jackie Dipa. Metà dell'ultima curva sopravanzato, con in testa sempre l'allieva di VP dell'Annunziata, che entra addirittura d'arrivo con una lunghezza abbondante di margine su Golden Dark, che prova nuovamente al suo esterno nel finale. GPD un po' stanca, Golden Dark ne approfitta, finale con Golden Dark che passa per vincere su GPD, mentre per il terzo è Jackie Dipa che controlla il ritorno di Goldwing Femar. 2,37 e mezzo sul mio cronometro, con 38 a chiudere. La vittoria al debutto per Golden Dark, era uno dei 4 debuttanti della corsa. Golden Dark e Lorenzo Baldi a segno. In salchi e al training ovviamente Lorenzo Baldi per conto del signor Salvatore Orlanza.